Enrico Montalbano, come mai oggi siete qui? Cosa chiedete alla Regione? Siamo qui, non è la prima volta, per chiedere un confronto con il Presidente Schifani. Siamo a un anno della tragedia dei fuochi, dei roghi che hanno colpito l'intera Regione l'anno scorso e stiamo vedendo già da alcune settimane quello che sta succedendo fino a ieri a Piazza Armerina con incendi devastanti. Chiediamo ancora una volta di parlare di prevenzione, non abbiamo visto in 11 mesi di pressione sulle istituzioni un vero e proprio piano di appunto prevenzione e quindi ancora una volta siamo disponibili a un confronto, ad aprire un tavolo di interlocuzione come cittadini con il Presidente Schifani per capire qual è la macchina che la Regione ha messo in funzione perché tutto questo non accada, anche se sta già accadendo. Considerando anche il fenomeno della siccità che sta colpendo la nostra terra, qual è la vostra paura più grande, considerando che l'anno scorso ci sono stati fenomeni importanti come incendi e quest'anno non sarà da meno? Ma, diciamo che la questione della siccità è nell'alveo di un discorso molto più vasto che ha a che fare con i cambiamenti climatici. Chiaramente gli incendi che colpiscono questa regione, come molte altre regioni, non solo italiane ma del Mediterraneo, contribuiscono a creare una condizione di vita dei territori ancora peggiore e a maggior ragione pretendiamo, più che chiediamo a questo punto pretendiamo da cittadini che le istituzioni scendano dal palazzo e si confrontino dando delle risposte. Questo è il loro mestiere, ognuno fa il proprio mestiere e ci aspettiamo che loro lo facciano bene. Noi siamo qui per ribadire ancora una volta che le cose che abbiamo chiesto dal 23 luglio dell'anno scorso ad ora, nessuna delle cose da noi chieste è stata realizzata. Ci eravamo illusi che la Regione Sicilia, con la legge del 29 luglio dell'anno scorso, avendo elevato al rango di AIB tutti i volontari della Sicilia, avesse poi investito i fondi per consentire a questo esercito di persone, circa da 8 a 10.000 persone, di poter vigilare sul territorio. Ciò non è avvenuto e quei pochi fondi che invece sono stati utilizzati sono tutti stati utilizzati in repressione e non in vigilanza attiva, in prevenzione e in previsione. Quindi noi rivendichiamo, anche alla luce del fatto che si è trovato questo tesoretto per le maggiori entrate, che parecchie di queste risorse vengano investite per la protezione del territorio, per finanziare le attività dei sindaci che con i fondi a loro disposizione non riescono neanche a realizzare quello che mettono nei loro piani di emergenza e che quindi continuiamo a ribadire che gli investimenti devono essere fatti in previsione, prevenzione e vigilanza attiva piuttosto che in repressione. Quest'estate sarà sicuramente un'estate ancora più calda rispetto a quelle precedenti, dalle previsioni. Quali possono essere i rischi? Ci ricordiamo benissimo il mese di luglio dell'anno scorso, agosto, lei che tra l'altro è stato nel mondo dei vigili del fuoco. Ma i rischi incendi sono sempre gli stessi tutti gli anni, non è che cambiano. Dietro ogni incendio c'è sempre un interesse che varia di volta in volta. Il fatto che non ci sia anche un'investigazione sui luoghi percorsi dalle fiamme, quelli in cui ripetutamente accadono questi eventi, quindi manca una investigazione di questo tipo. Non si ricercano le cause del perché solo in alcune zone vengono appiccati gli incendi, ma soprattutto non viene praticato la vigilanza attiva che consentirebbe senza vincolo di mandato a chi fa vigilanza di appena avvistato un filo di fumo andare e spegnerlo immediatamente. Qui purtroppo il tempo si perde fra l'avvistamento e il primo intervento. Noi possiamo avere tutti i bei sistemi di avvistamento, ma se lasciamo passare troppo tempo tra l'avvistamento e il primo intervento, il principio di incendio ci diventa incendio e poi non c'è nessuno che possa poi spegnere l'incendio.